Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella 28esima lezione di radiostesica basic del vostro Marietto Veneziano. Questa è una lezione un po' particolare perché stanotte mi sono reso conto, come avrete visto nella pillola che in questa giornata ho messo nel canale, metto qui in sovraimpressione la mascherina, così che sappiate che non si può, perché stanotte mi sono reso conto che troppe persone sono attaccate al canale e quindi vuol dire che chiaramente non hanno visto la pillola che parla della melatonina. Quindi dalle 4 alle 5 c'erano più di 17 persone collegate nel canale e quindi subito il vostro Marietto Veneziano ha capito che bisogna riprendere la lezione di radioestesia che parla di melatonina, così che le persone, al posto che restare attaccate al bellissimo canale di Marietto Veneziano, dormono e poi magari restano collegate nel pomeriggio, oppure magari fanno le coccole al marito o all'anima gemella. Bene, però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì Marietto Veneziano e Ildegara, coadiuvati da Miles, tengono un percorso esoterico. Iniziamo qui con questa mascherina, cioè con questo disegno in cui si vede la linea della vita. Quindi cari amici, tutti quelli che mi seguite, per controllare un po' la vostra linea, visto che siamo in un periodo un pochettino turbolento, e per non farvi prendere come si suol dire, la tremarella da questi avvenimenti che effettivamente non sono dei più beati e felici, se volete controllarvi la vostra linea della vita, questa è la riga sulla vostra mano, sul palmo della mano. Quindi a dipendenza e discrezione siete liberissimi. Questo disegno si trova liberamente nel sito capitano.altervisto.org, è scaricabile liberamente gratis, o nei migliori gruppi di Face, dove il vostro Marietto Veneziano è il moderatore. Bene, passiamo oltre. Quindi questa 28esima lezione di radiostesica è un po' per tirare le orecchie chi non ha seguito bene la pillola per la melatonina, per fare in modo che le persone siano più tranquille, rilassate e possano dormire meglio, al posto che non stare nel canale del Marietto Veneziano a studiare di notte. Voglio che studiate di giorno. Bene. Questo è classico quadrante radiostesico per la valutazione, sapete dove si trova, nel sito capitano.altervisto.org, negli ebook gratuiti e anche nei migliori gruppi di Facebook, dove Ildegara e Marietto Veneziano sono moderatori e amministratori. Quindi mettiamo il testimone e chiediamo se va bene per noi questo percorso, questa procedura, e vediamo che il pendolino ci dice di sì. Quindi mi raccomando, stiamo ben attenti come muoverci con questi quadranti radionici. Vedete? Certo, la situazione è molto importante, è bellissimo che voi venite a trovare anche il vostro Marietto e le sue pillole anche la sera, però ci vuole la melatonina, così che voi possiate avere un po' di tranquillità. Bene. Fatto questo, siamo sicuri che ha detto di sì, quindi questo percorso va bene. Chiaramente tutti devono provarlo su se stessi, nel senso che il quadrante radiostesico per la valutazione è un must per tutti, cioè tutti prima di iniziare a copiare le pillole del vostro Marietto devono chiedere per se stessi o per altre persone se questo percorso va bene, se va bene per loro. Quindi questa è una delle prime cose che bisogna guardare. Poi, come ho già fatto vedere un'altra pillola, questo è un ricaricatore energetico, vedete, in cui si mette il testimone qua e si scaricano le energie da questa parte qui, quelle negative, qui si carica e qui si scarica. Questo chiaramente lo teniamo in considerazione per il fatto che se voi state troppo attaccati al pillole del vostro Marietto Veneziano alla sera, poi al giorno dopo dovete ricaricarvi. Però questo lo guardiamo dopo. Perché è molto importante. Questo invece è un quadrante per l'amore universale, un circuito radionico per l'amore universale, che va in un certo senso di affiancato a questo. Quindi quando vi sentite un po' sotto pressione, un po' sotto attacco, o sentite che avete delle energie emotive un po' troppo represse, si mette qua, e lo vediamo anche dopo anche questo. Quindi questi due sono complementari, dovrebbero essere sempre messi insieme. Però vediamo il nostro quadrante
radiostesico in questo momento per l'ora. Perché? Perché, come già fatto vedere in altre pillole, ma mi sa che la gente non l'ha messo in opera, è la melatonina radionica. Così alla notte, al posto che stare nel sito nel canale del Marietto Veneziano a vedere i bellissimi video del Marietto, e fate bene secondo me, però sarebbe meglio che dormiste, e la melatonina radionica può dare una mano. Quindi cosa facciamo? Prima di tutto prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione del tempo in cui l'acqua deve rimanere sul circuito radionico, e chiediamo quante ore l'acqua deve rimanere per energetizzarsi a livello radionico delle vibrazioni della melatonina. E vedete che ci dice 8 ore. Quindi cosa faremo? Prenderemo un bicchiere d'acqua, lo appoggeremo qua, prenderemo il nostro pendolino e lo valorizzeremo, vedete, fin quando il pendolino non si ferma. Quando il pendolino ferma la sua corsa, toglieremo il pendolino. Chiaramente io adesso lo faccio in modo veloce per il semplice fatto che è solamente una pillola didattica. Prendo questa macchina radionica che lavora con le onde di forma col bicchiere pieno e lo sposto in un posto per 8 ore. Dopodiché la vostra acqua radionica a livello vibrazionale con la melatonina sarà attivata e potrete berne qualche goccia, a dipendenza. Chiaramente le prime volte sono sempre empiriche, ognuno a livello vibrazionale deve un po', in un certo senso, armonizzarsi, quindi c'è chi con 3 gocce è a posto, chi con 5 gocce, chi con mezzo bicchiere, poi ognuno per 3-4 giorni prova le varie possibilità. Bene, questa è la melatonina. Così prima di andare a letto il vostro Marietto vi consiglia di attivare, cioè magari 8 ore prima voi attivate questa macchina radionica, e prima di andare a letto vi prendete mezz'ora prima di andare a letto prendete un sorsetto. Per 3-4 giorni si prova più o meno come va come si dice, la vostra vibrazione con questa melatonina radionica, e poi vedete. Così questo è il primo passo, mi raccomando, utilizzatelo. E il secondo passo invece è questo: l'amore universale, un circuito di Giorgio Picchi lasciato all'umanità nel 2011, molto importante. Qui invece non c'è tempo, qui si lascia il circuito con il testimone, si prende il pendolino e si valorizza, vedete? Si valorizza fin quando il pendolino non ha finito la sua corsa, e poi si lascia a tempo indeterminato. Comunque il tempo massimo che si potrebbe lasciare un testimone nei circuiti è di 1 mese, dopodiché il corpo eterico si satura. Bene, questo è importante. Amore universale di Giorgio Picchi, sempre lo potete scaricare nel sito capitano.altervista.org oppure nei gruppi di Facebook di Legare Marietto Veneziano. Questo invece il circuito è molto importante perché ha una campana che è una batteria vibrazionale. Qui mettete il vostro testimone della persona su cui volete lavorare e questa spirale scarica via. Il tempo chiaramente lo si chiede a questo circuito, a questo quadrante radiostesico, vedete, mettete il testimone, chiedete l'ora, quante ore deve stare dentro, e quindi lui dice, ad esempio, ipotizziamo che per me, visto che ho bisogno di una bella ricarica, facciamo 10 ore. Quindi prendete questo circuito, cari amici, vedete, mettete il testimone, ad esempio la mia foto o un mio pezzettino di unghia o un capello, giro per valorizzare fin quando non si ferma il pendolino, ma ho minimo 21 giri, e poi depongo questa macchina radionica in un posto sicuro per almeno 10 ore. Quindi, riassumendo, questo è un ricarica energetico con un scarico energetico per le energie negative, vedete che c'è la spirale. Poi questo è praticamente in simbiosi perché è l'amore universale, capite? Quindi qui 10 ore, qui invece è tempo indeterminato. E poi, se volete avere un rinforzino per poter dormire meglio, questo qui è il circuito radionico regalato all'umanità da Ruggero Moretto,
è un circuito vibrazionale per creare melatonina radionica vibrazionale con onde di forma. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha finito questa pillola, vi ringrazio di avermi seguito, continuate sempre a seguirmi anche alla sera quando volete sul canale del vostro Marietto, ben felice. Se non vi siete ancora iscritti su Ildegardo Marietto Veneziano sarebbe bello se lo faceste. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.